Musile di Piave è un paese di passaggio, è un paese che ha un fascino particolare ed è un paese molto accogliente proprio perché da sempre è abituato ad accogliere le persone che si affacciano nel nostro paese per poi andare ad esempio nei luoghi di mare piuttosto che in altri paesi. I cittadini di Musile di Piave da sempre infatti hanno un atteggiamento molto accogliente, molto solidale nei confronti delle persone e questo è un po' il fascino della nostra città. Per quanto riguarda poi le bellezze del nostro paese, direi innanzitutto che è un paese che si affaccia sulla laguna, quindi la laguna patrimonio dell'UNESCO, abbiamo delle piste ciclabili meravigliose da percorrere tutte che consentono di arrivare da un lato a Treviso e dall'altro lato fino al mare. Poi per Musile passa anche la via Annia, la via dei viandanti, dei pellegrini e ne vediamo molto spesso carichi di zaini, a volte con i loro animali che percorrono le nostre strade e che fanno questo sentiero religioso. Nelle nostre terre poi si è combattuta la Prima Guerra Mondiale e il nostro paese è ricco di monumenti che ci ricordano questo triste evento e che oltretutto hanno lasciato nel territorio numerosi reperti storici che sono interessanti e un po' riguardano proprio la storia del nostro paese, che è diventata anche interessante dal punto di vista archeologico, tant'è che la sovrintendenza ha ottenuto un finanziamento molto importante per condurre delle ricerche proprio nel nostro paese per trovare questi reperti. Io sono un dottore commercialista, revisore dei conti e quindi mi recavo negli altri comuni per controllare i conti. Mi è capitata l'opportunità di farlo anche nella mia città e quindi ho pensato che vedere i conti dall'altra parte potesse essere un'esperienza sia formativa per me come persona, ma anche formativa dal punto di vista professionale. Mi piace molto il rapporto con le persone, con i miei cittadini, che io tra l'altro ho l'ufficio anche qui di fronte al municipio e quindi vivo la città sotto tutti i punti di vista. La vivo come cittadina, la vivo come genitore perché ho due figli che frequentano le scuole e quindi per me è un'esperienza a tutto campo. Musile ha scontato, soprattutto negli ultimi anni, delle morti giovani per incidenti stradali e essendo io madre questa cosa mi ha colpito molto. Quando ero piccolina io c'erano le famose stragi del sabato sera che adesso in formula diversa si ripresentano e quindi diventa indispensabile come amministratore cercare di trovare delle soluzioni. Da poco abbiamo realizzato anche un video, non come comune, come conferenza dei sindaci, ovviamente con l'ASL, proprio per aiutare i giovani a comprendere questo con delle esperienze di persone che hanno vissuto queste cose qua. Come sindaco questa esperienza è stata molto toccante e particolarmente forte. Noi da sempre abbiamo creduto nello sport come stile di vita e questo credo che sia da un lato un modo per educare i nostri giovani alla disciplina e quindi per dare gli insegnamenti, i valori che lo sport porta con sé, ma anche per la persona di una certa età per mantenersi in forma. Infatti di recente, ad esempio, abbiamo realizzato un anello intorno ai nostri impianti sportivi che sta per essere messo in completa sicurezza e quindi gli anziani che sono consigliati anche dai loro medici di camminare possono farlo in un luogo sicuro dove non ci sono le autovetture. Oggi per la popolazione che invecchia avere una sanità forte, una sanità che funziona bene è indispensabile. C'è un'evoluzione che stiamo vivendo molto importante anche con la digitalizzazione. Sappiamo che adesso partirà un progetto sulla telemedicina che porterà il dispositivo medico a casa che sarà monitorato poi dal medico di base, quindi verranno trasmessi i dati e il medico di base valuterà la terapia da attuare o anche il controllo da fare. Questo è il futuro ed è importante su questo essere molto pronti. Il nostro è un territorio di passaggio, quindi è un territorio che vive di turismo. Abbiamo tutta la zona del litorale che si trasforma durante il periodo estivo con l'ingresso di numerosi turisti. È chiaro che per un turista, soprattutto di una certa età, è indispensabile andare in un posto dove se ho bisogno di cure sono tutelato. Rispondere a cos'è la conferenza dei sindaci è una domanda veramente impegnativa perché la conferenza dei sindaci della sanità è tante cose, costituisce un'unione di tutti i comuni facenti parte del Veneto orientale
che si incontrano per collaborare con l'ASL al fine di riportare quelle che possono essere le criticità riscontrate nei cittadini e trovare le soluzioni congiuntamente. Con i numerosi medici che annualmente vanno in pensione, il ripristino di queste funzioni è estremamente difficile. L'anziano da sempre ha nel medico di base la figura di riferimento. E l'anziano è anche quello che ricorre di più alle cure del medico di base, ha una storia che, se pensiamo, quando un medico va in pensione, visto che è vero che esiste la scheda sanitaria del paziente, ma è anche vero che il miglior medico è quello che ti guarda negli occhi e che capisce, proprio perché ti conosce e vede quali possono essere le difficoltà che hai. Qual è l'importanza della cultura? La cultura è importantissima per svolgere qualunque attività. Se hai studiato e sei una persona di cultura, sicuramente sei in grado di comprendere meglio i meccanismi. Io ad esempio vengo da una formazione economica e la storia dell'economia, la storia delle politiche economiche sicuramente mi ha aiutato anche nelle mie scelte di sindaco. Credo che ormai avere una preparazione culturale sia indispensabile per poter pensare di avere dei ruoli importanti.